Si chiama IT-Alert, è il sistema d'allarme pubblico della protezione civile in caso di catastrofi. È stato sperimentato oggi per la prima volta sull'isola di Vulcano. L'inviata Giulia Serenelli. Questo è Vulcano e il suo respiro. E questa è la veranda del signor Bartolo e della signora Angela. La vita sotto lo sguardo del vulcano, il gigante, da sempre silenzioso, che da qualche tempo però ha iniziato a borbottare. Prendiamo un caffè mentre lui sbuffa, due chiacchiere interrotte all'improvviso da un messaggio sul cellulare. Ecco, è arrivato. Che è successo? Che è successo? Allarme, eruzione imminente, isola Vulcano, raggiunge aree di emergenza. Il messaggio della protezione civile arriva su tutti i cellulari che agganciano la cella telefonica dell'isola. Per la prima volta in Italia viene testato in un'esercitazione questo sistema di allarme pubblico. La popolazione ha ricevuto questo messaggio, che è un messaggio appunto in cui viene detto che c'è una situazione di allarme e la popolazione deve allontanarsi dall'isola. In America è sicuramente presente questa modalità, per esempio in caso di uragani. Qui a Vulcano sono i suoi respiri ad essere sotto controllo. Il gigante dorme ancora, ma da settembre ha iniziato a sprigionare i livelli più alti di gas tossici. È il segno che potrebbe risvegliarsi. Quella è una emissione di gas dal fondale. Chi vive sopra un vulcano attivo non può pensare di stare in un posto dove non succede niente. Deve sapere come comportarsi. Deve sapersi come comportarsi, bravissima. L'amore per la città e la tutela del suo arredo urbano a Roma con migliaia di volontari. Elena Di Vincenzo.